Il progetto Hybrid Sustainable Worlds esplora le potenzialità dei sistemi ibridi reali virtuali in 4 importantissimi ambiti dell'economia della nostra regione: l'edilizia, il commercio, la cultura e la manifattura artistica. Nel progetto sono coinvolte tutte le università del Veneto, 5 reti innovative regionali e ben 24 aziende che lavorano nella nostra regione. Sostanzialmente per ognuno di questi settori abbiamo realizzato dei casi studio, dei prototipi impiantistici che, sfruttando le tecnologie abilitanti in comune tra i settori, come ad esempio la visione 3D, la stampa 3D, l'intelligenza artificiale e ovviamente tutto quello che riguarda il cloud computing, aiutino le aziende partner a mettere a punto soluzioni in grado di sostenere la loro produzione o la vendita di servizi anche in presenza di crisi pandemiche come quelle che abbiamo attraversato e che ancora in parte stiamo vivendo. Un altro tema molto comune e molto attuale è quello della crisi energetica. Il progetto aiuta a individuare soluzioni al problema della domanda di energia e alla riduzione dei consumi energetici. Il caso studio di Sant'Orso ci ha dato la possibilità di sperimentare come regolare gli impianti che caratterizzano la gestione delle stanze che ospitano i pazienti in maniera tale da potersi adattare alla situazione di emergenza, ottimizzando quindi la performance da un punto di vista della riduzione delle infezioni e dei contagi, e invece adattarsi alla situazione di normalità per ottimizzare il consumo energetico degli impianti. Il progetto poi esplora l'interessantissima frontiera della stampa 3D degli edifici o dei componenti degli edifici, ma in un'ottica di poter aiutare le aziende anche piccole e medie a assorbire questa tecnologia, a poterla sfruttare al meglio per realizzare nuovi spazi abitativi in tempi rapidi ed esplorare le frontiere dell'innovazione, anche se con delle risorse anche limitate dal punto di vista economico. Infine abbiamo realizzato una piattaforma di integrazione tra la domanda e la risposta che mette in comunicazione i vari edifici per poter scambiare informazioni che siano in grado di ottimizzare la rete di edifici nel suo complesso. Questo concetto trova molta applicazione in questi giorni all'interno degli sviluppi legati alle comunità energetiche, ad esempio, ma può essere anche molto utile per scambiare informazioni tra i sistemi di gestione dell'emergenza e i singoli edifici ospedalieri, per esempio, o le singole scuole, in maniera tale da adattare gli impianti alle caratteristiche di sistema e renderli più vicini a quelle che sono le performance richieste in quello specifico momento. Le tecnologie digitali hanno invaso la vita di ogni cittadino e non potevano non toccare anche il patrimonio culturale, così ricco e così variegato nella regione Veneto. Per questo il progetto Hybrid ha selezionato 2 casi di studio eccellenti, il complesso degli Eremittani a Padova e la Villa Pisana di Stra, e ha provato a mettere in campo tutte quelle che sono le possibili tecnologie utili a documentare e a divulgare il patrimonio culturale. Sono stati realizzati quindi rilievi ad altissima definizione di complessi ed è stata poi provata una ricostruzione in ambito di archeologia virtuale e di architettura virtuale per rendere fruibili questo patrimonio anche da remoto, attraverso visori per la realtà immersiva, attraverso siti web e attraverso app per la conoscenza anche da parte del pubblico più ampio. Inoltre è stato programmato una divulgazione anche in lingue orientali, così da attrarre un turismo culturale sempre più ampio e più diffuso ad ogni parte del globo. Hybrid Sustainable World è un progetto regionale che ci porta a riflettere sul concetto di ibridazione, la mescolanza tra il mondo cibernetico, il mondo digitale, il mondo delle nuove tecnologie e il mondo fisico così come l'abbiamo sempre conosciuto. Ma allora, in concreto, cosa succede in un mondo ibrido? Immaginiamoci lo scenario del nostro lavoro in cui le persone devono acquistare qualcosa, qualsiasi prodotto commerciale. Avremo una situazione in cui l'acquirente, messo davanti a uno scaffale vuoto, indossando un elmetto di realtà aumentata, vedrà tutti i prodotti possibili di quell'azienda, quelli che il venditore vorrà mostrare perlomeno, e le informazioni su quei prodotti, informazioni molto dettagliate che non saranno scritte in piccolo dietro la scatola, ma che saranno evidenziate in una forma molto dinamica, attraverso la quale sarà possibile esplorare tutte le caratteristiche del prodotto e quindi effettuare acquisti più consapevoli. Sul continuum del nostro progetto arriviamo invece a una soluzione poi completamente remotizzata, basata sul 3D web, quindi su un'esperienza sì sempre tridimensionale, sempre con oggetti
ruotabili, osservabili fisicamente, ma in una completa sicurezza domestica. Questa linea di ricerca si è occupata di realizzare degli elementi di arredo che includono diversi dispositivi di sicurezza, quali per esempio il gel igienizzante e il termoscanner. In questo modo garantirà l'accesso sicuro da parte dell'utente finale. E questi elementi di arredo sono stati realizzati tenendo presente due macro obiettivi. Il primo è quello della piacevolezza estetica, per cui questi totem sono realizzati con diversi tipi di design in modo da sposarsi con il concept dei diversi store, favorendo quindi l'utilizzo sia da parte dei commercianti che da parte dell'utente finale. E il secondo macro obiettivo invece era quello dell'inclusività. Che cosa significa? Significa che questi totem sono stati realizzati tenendo presente la diversa capacità dei vari utenti ad avvicinarsi per esempio al gel igienizzante, e in questo senso quindi sono stati realizzati per essere utilizzati da utenti con vari livelli di abilità.